l'amministrazione Bressan riesce ad approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Questa circostanza è importante per l'amministrazione perché consente poi agli uffici di operare e mettere in pratica le azioni e le missioni e i programmi individuati dall'amministrazione nel proprio programma elettorale già dai primi giorni del nuovo anno. Con un avanzo di amministrazione di 1,8 milioni di euro il 31 dicembre, di cui 1,3 libero e disponibile, il bilancio rappresenta un punto di partenza solido per l'amministrazione comunale di Pozzuolo, che chiude in pareggio il suo primo anno con oltre 10 milioni di euro di spese previste per il 2025. Nel documento di programmazione 2025-27 varato sono diversi gli interventi significativi che già nel prossimo biennio renderanno evidente l'impronta gestionale dell'amministrazione eletta lo scorso giugno. Tra le priorità individuate spicca lo stanziamento di oltre 1,4 milioni di euro per avviare i lavori di recupero della ex scuola 30 ottobre. Lo storico immobile del centro di Pozzuolo, una volta ristrutturato, sarà destinato ad ospitare la nuova biblioteca comunale e una sala conferenze per eventi pubblici. Con l'approvazione del bilancio previsionale andiamo a destinare una parte importante di risorse nel capitolo relativo al personale. In particolare dal 1 gennaio condivideremo il segretario comunale col comune di San Canzian di Isonzo, ce l'avremo a disposizione in municipio per 3 giorni a settimana. Dal gennaio 2025 poi inizieremo a lavorare su diversi concorsi per attrarre nuove figure, in particolare per rimpinguare l'area tecnica che attualmente è in sofferenza e anche diverse figure amministrative.